Quindi nel 1929 si vota in questo modo e viene ridotto il numero degli elettori, perché gli elettori passano nel 29, dunque, eccolo, da 12 milioni che avevano diritto di voto nel 24, passano a 9,5 milioni di cittadini che potevano votare, nonostante nei 5 anni la popolazione italiana fosse aumentata di alcuni milioni. Appunto perché chi poteva votare nel 29? Allora, potevano votare tutti i cittadini che avevano 21 anni, oppure che avevano 18 anni ma erano sposati e avevano prole, quindi figli, però dovevano essere o dipendenti o pensionati dello Stato, quindi dovevano essere dipendenti pubblici o percepire una pensione da parte dello Stato. Potevano partecipare al voto coloro che versavano i contributi associativi a una delle corporazioni sindacali, quindi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio. Quindi chi era iscritto ai sindacati fascisti poteva partecipare. Potevano partecipare gli appartenenti al clero, solo quello cattolico però, non quello ebraico, quello musulmano, eccetera, solo il clero cattolico. Ed ecco che viene introdotta la parte che si riferisce al censo. Oppure potevano votare coloro che non erano iscritti al sindacato, che non erano pensionati dello Stato, ma che pagavano almeno 100 lire di imposte dirette all'anno, oppure coloro che detenevano una certa quota di titoli di debito pubblico. Quindi sostanzialmente se un lavoratore normale non era iscritto al sindacato non poteva votare perché non aveva un reddito tale che potesse insomma pagare 100 lire all'anno, ma uno che aveva delle proprietà, un industriale, un proprietario terriero che pagava più di 100 euro all'anno, anche se non era iscritto, poteva votare ugualmente. E con questo sistema, chiamiamolo plebiscitario, si voterà nel 29 e anche nel 1934. Diciamo la legislatura del 34 finiva nel 39 ed ecco che prima delle nuove elezioni del 39 viene fatta una nuova legge elettorale. La legge elettorale che pone fine al principio dell'eleggibilità dei parlamentari. Che cosa succede? Che a partire dal 1939 i parlamentari non verranno eletti con il sistema precedente, quello del sì o del no, del plebiscito, ma verranno praticamente cooptati alla Camera dei Deputati coloro che ricoprivano alcuni incarichi. Ecco, chi erano queste persone che andavano a far parte del Parlamento italiano? Erano i componenti del Consiglio nazionale del Partito Fascista e del Consiglio nazionale delle corporazioni sindacali, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. Cioè chi faceva parte di questo Consiglio nazionale, cioè il direttivo nazionale, che ovviamente veniva nominato dall'alto, faceva automaticamente parte del Parlamento italiano. Per cui diciamo che uno che faceva parte del Consiglio nazionale del Partito Fascista faceva automaticamente parte del Parlamento. Qualora questo non fosse stato riconfermato nell'incarico di
consigliere nazionale del Partito Nazionale Fascista o avesse avuto un altro incarico, quindi non faceva più parte del Consiglio nazionale del partito, ecco, automaticamente perdeva il posto anche in Parlamento e il suo posto veniva ricoperto da chi veniva nominato nel Consiglio nazionale del partito. Quindi in pratica con le elezioni del 1939 cioè le elezioni non avvengono, ma nel 1939 scusate, mi stavano telefonando, ma nel 1939 viene costituito un nuovo Parlamento che è formato dalle persone di cui vi dicevo prima. Quindi dovevano essere componenti dei consigli nazionali del partito o del sindacato, non potevano essere altri. E quindi nel 39 praticamente l'ultima volta in cui gli italiani vengono chiamati al voto è il 1934, perché nel 39 il Parlamento viene rinnovato nel modo che dicevo. Quindi in pratica fino al 24 si vota con delle schede in cui compaiono i partiti politici. I partiti vengono sciolti e messi fuori legge nel 26, quindi con le elezioni del 29 si vota con questo sistema del plebiscito, sì o no, altrettanto avviene nel 34, sì o no, e nel 39 invece non c'è nessuna elezione, ma diciamo i parlamentari vengono cooptati dai loro incarichi che diciamo avevano nel partito, nel sindacato, e quindi erano contemporaneamente membri del direttorio nazionale di qualche partito o sindacato e contemporaneamente componenti del Parlamento italiano. Quindi, e perdevano il posto se perdevano la carica politica, eccolo. Non so se se sono stato abbastanza chiaro. Prego, Nando Sottile. Non si sente. No, non si sente. Ecco, a livello di sindacati, i sindacati erano soltanto sindacati fascisti o c'era una pluralità o altri tipi di sindacati? No, c'erano, la storia del sindacato, ne parleremo magari meglio, è un po' più complicata, però di fatto già a partire dal 26, nel 1926 vengono fatte le leggi eccezionali che mettono fuori legge i partiti, i sindacati e tutte le organizzazioni, associazioni che non erano fasciste, quindi tutti i sindacati erano sindacati fascisti. Ok, va bene, grazie. Grazie. Non so se qualcuno deve... No. Allora, io volevo farvi vedere... un attimo. Siccome mi era stato chiesto di... il tuo schermo intero... mi era stato chiesto se c'era qualche testo da poter consultare per approfondire questi argomenti. Naturalmente, siccome si tratta di storia locale, è un po' difficile trovare la possibilità, diciamo soprattutto per chi non è delle nostre zone, quindi poter accedere con facilità alle biblioteche, quindi reperire anche questi testi. Allora, proprio in questi giorni è stato pubblicato dalla Terza, quindi diciamo una casa editrice che si trova, che ha, si trova in tutte le librerie, questo libro di Raoul Pupo. Lui è un professore universitario di Trieste, ha scritto molti libri, molti interventi, ha fatto anche sul problema del confine orientale e ha pubblicato appunto questo libro Adriatico Amarissimo,
in cui diciamo racconta un po' la storia di queste terre, con una particolare attenzione per la città di Trieste, dal passaggio fra la monarchia austro-ungarica al Regno d'Italia e quindi a tutto quanto quello che è successo fino alla conclusione della seconda guerra mondiale, quindi anche oltre. Quindi lui è anche uno che ha scritto parecchie cose sull'esodo, quindi è una persona estremamente brava, riconosciuta, insomma, no? Per cui questo è un libro che io ho comprato in fiducia, nel senso che siccome conosco Pupo, è una persona molto sì, accorta, molto bravo, ho cominciato a leggerlo, mi pare che sia un libro che si può consigliare, quindi se avete l'occasione di vederlo nelle librerie, ecco, magari dateci una sbirciata. E eventualmente, se qualcuno è anche interessato a recuperare dei testi, io potrei suggerirvi questo. Allora, l'Istituto Friulano della Storia del Movimento di Liberazione, che si trova a Udine, ha, diciamo, un patrimonio librario di 40.000 libri che sono in pratica quasi tutti di storia locale. Ecco, un istituto con il quale ho collaborato, con cui ho anche pubblicato dei testi. Eccolo, se voi avete la possibilità di andare quindi su internet, quindi digitare l'Istituto Friulano Storia del Movimento di Liberazione, eccolo, vedete che nella sua pagina ci sono alcune cose interessanti, per esempio le pubblicazioni, qui troverete tutte le pubblicazioni che ha fatto l'Istituto, insomma, no? Quindi studi e documenti, non so, vediamo Giuseppe Gore, le lotte per il lavoro in Carnia, quindi diciamo ci sono tutte le pubblicazioni dell'istituto, che tra parentesi non solo le pubblicazioni, ma anche i libri della biblioteca possono essere richiesti, vi vengono forniti naturalmente in conto il pagamento delle spese, insomma, di spedizione. E se voi andate sulla biblioteca, eccolo qua, c'è la biblioteca dell'istituto e voi troverete anche scritto in rosso questo indirizzo BiblioWin. Se lo cliccate, eccolo, qui troverete la possibilità di ricerca semplice, testo da cercare. Se conoscete il nome dell'autore, se io per esempio metto Pupo, cerca, ecco che mi dà 61 risultati, quindi ci sono 61 pubblicazioni in cui c'è questo Raoul Pupo e vi dà anche la disponibilità, vedete che disponibili uno, quindi in pratica potete richiedere questo testo. Altrimenti, ovviamente non conoscendo i nomi degli autori, potete digitare una parola chiave, una qualsiasi parola chiave. Per esempio, non so, se io digito confine orientale, cerco, ecco che qui vi dà addirittura 409 titoli, e chiaramente questa è una ricerca molto ampia, ma potrei dire, per esempio, restringere la ricerca, nel senso che, non so, dire per esempio confine orientale 1945, ecco, per dire un numero, ecco che già diciamo, la ricerca si riduce a 76, quindi diciamo più specifica è la richiesta, meno diciamo, indicazioni avete, ma più semplice poi dopo cercare. Per esempio, poi dopo com'è che si fa alla fin fine? Se cliccate sul titolo che vi esce fuori,
Eccolo, voi avete tutta la descrizione del titolo e anche, se voi vedete, sotto soggetto ci sono anche altre parole chiavi, per cui potete cliccare, non so, scrivere Friuli Venezia Giulia confine orientale, Friuli Venezia Giulia Gorizia. Quindi più restringete il campo e più, diciamo, la ricerca è semplice. E qui, se notate, non so se riuscite a leggere bene, spero di sì, c'è un includi, qui sotto c'è un includi, se voi cliccate su includi, eccolo che vi viene fatto tipo un elenco dei testi che vi interesserebbero. Se poi mettete anche completa, c'è anche la collocazione da richiedere. E quindi voi potete trovare più testi, includerli in questo elenco, stampare questo elenco, quindi avete sotto mano i testi che vi potrebbero interessare e quindi potete richiederli all'istituto che ve li spedisce in cambio del pagamento delle spese di viaggio, di posta, di spedizione. Oppure può essere anche diciamo, uno strumento importante per cercare dei libri che vi possono interessare e magari richiederli tramite una qualsiasi delle librerie presso cui vi rifornite. Bene, allora facciamo così. Oggi io volevo farvi queste elezioni del 1924. Abbiamo parlato già di quelle comunali, no? Che si erano svolte nel sistema di cui avevamo parlato l'altra volta. Ebbene, nel 24, dunque le elezioni si erano svolte nel 21, se vi ricordate, avrebbero dovuto durare fino al 26, perché il mandato era di 5 anni. Però Mussolini aveva costituito un governo che era di coalizione, quindi con esponenti di altri partiti, e aveva avuto però la delega a governare praticamente per un anno. Ma Mussolini pensa di essersi ormai rafforzato dopo un anno di governo con i pieni poteri e quindi decide assieme agli altri fascisti che si doveva andare ad elezioni proprio perché si pensava che questo governo avrebbe potuto, cioè il fascismo avrebbe potuto ottenere molti voti e quindi avrebbe potuto governare, questo era l'obiettivo, da solo, non più in coalizione con altri partiti. E quindi per fare questo Mussolini incarica Giacomo Acerbo, che era il suo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, di diciamo, elaborare una legge che favorisse in certo qual modo il partito fascista e quindi garantisse al partito di ottenere la maggioranza dei voti. E questa legge, dunque, intanto Giacomo Acerbo sarà un personaggio importante perché lui era di Pescara, della provincia di Pescara, era un professore universitario, era un fascista della prima ora perché si era iscritto fin da subito, era stato eletto deputato nel 21, viene rieletto nel 1924 e sarà anche ministro per un certo periodo, però sarà importante perché il 25 luglio del 43, quando il Consiglio del fascismo voterà la sfiducia a Mussolini, lui sarà dalla parte di Grandi e quindi sarà uno di quelli che favorirà la caduta del regime. Gli andrà bene perché non verrà arrestato come gli altri che verranno poi dopo processati a Verona, ma verrà arrestato nel dopoguerra dagli americani, verrà posto sotto processo, verrà condannato in prima istanza a 48 anni di carcere, però nel 47, quindi un anno e mezzo dopo la condanna, la Corte di Cassazione annullerà il processo
verrà praticamente rimesso in libertà, potrà tornare ad insegnare e nel dopoguerra sarà candidato per il movimento monarchico, del partito monarchico, ma non avrà successo alle elezioni. Quindi un personaggio importante. Ecco, Giacomo Acerbo elabora questa legge che porta il suo nome, insomma, praticamente. E questa legge che cosa prevedeva? La legge viene naturalmente approvata dal Consiglio, prima dal Consiglio dei Ministri e poi dopo dal Parlamento. La legge che era una legge di tipo maggioritario, praticamente si stabiliva che il partito che avesse ottenuto la maggioranza dei voti, almeno il 25%, avrebbe ottenuto i 2/3 degli eletti al Parlamento, quindi avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta in Parlamento. La legge prevede anche un'altra novità, se vi ricordate, fino al 1921, nel 21, i cittadini potevano, quando andavano a votare, il presidente di seggio gli consegnava una busta che portavano nella cabina elettorale, e nella cabina elettorale o anche fuori dalla cabina elettorale, insomma, trovava i simboli dei vari partiti o le schede che i vari partiti fornivano, e lì ne sceglieva quella che voleva, poteva metterci diciamo, le preferenze, inseriva diciamo, la scheda preconfezionata dai partiti, la metteva nella busta, chiudeva la busta, la consegnava al presidente di seggio e poi dopo avvenivano in questo modo le elezioni. Adesso invece per la prima volta viene proposta la scheda elettorale, quindi una scheda in cui, come siamo abituati oggi, c'erano i simboli dei vari partiti, uno votava per il simbolo e poteva esprimere alcune preferenze, fino a 3 mi pare, oppure più di 3 a seconda se il collegio era più o meno grande. Naturalmente il partito che otteneva più voti otteneva i 2/3 dei parlamentari, gli altri partiti si distribuivano in modo proporzionale i parlamentari. Ecco. Quindi, in base a questa legge, il partito fascista, che sarà il partito più votato, anche perché il partito fascista costituirà diciamo, una lista di candidati che comprendeva anche esponenti di altri partiti, che alcuni avevano aderito al fascismo, altri erano vicini, altri ancora per interesse, per poter essere, insomma, diciamo, veniva chiamato il listone fascista perché ovviamente la stragrande maggioranza erano iscritti al partito, però c'erano anche indipendenti, persone liberali, popolari, che avevano aderito a questo raggruppamento. Quindi la Camera dei Deputati vota questa nuova legge elettorale, il Consiglio dei Ministri approva il 22 gennaio del 24 la relazione che Mussolini presenta al re per chiedere lo scioglimento delle Camere. Cioè, quindi Mussolini non chiede più datemi ancora per 1 anno o 2 i pieni poteri, ma cioè chiede al re di sciogliere le Camere. Praticamente il re poteva farlo come oggi il Presidente della Repubblica, lui che scioglie le Camere quando o per scadenza naturale, oppure perché è richiesto da una maggioranza, o perché non c'è una maggioranza in Parlamento. Quindi le elezioni si tengono il 6 aprile e si prevede già che diciamo, l'inaugurazione, l'apertura della nuova Camera avrebbe dovuto essere il 24 maggio, anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia. Naturalmente le elezioni si tengono in un clima che è completamente cambiato rispetto al 21. Come abbiamo visto l'altra volta, sostanzialmente
i partiti politici non fascisti non hanno la possibilità di fare campagna elettorale. Alcuni dirigenti sono in carcere, altri hanno paura, quindi le elezioni si tengono in un clima dominato ancora una volta dalle prepotenze, dalle violenze della milizia, perché le squadre non c'erano più, però di fatto la milizia volontaria Sicurezza Nazionale faceva la stessa cosa che facevano le squadre d'azione, e ovunque si registrano brogli, si registrano violenze, la gente viene condizionata nel voto, e saranno diciamo questi fatti che verranno denunciati poi all'inaugurazione della Camera dal deputato Giacomo Matteotti, che porterà alla Camera le prove di questi brogli, di queste violenze che erano avvenute un po' in tutta Italia, e vedremo poi che Matteotti verrà appunto rapito e ucciso. Quindi con questo sistema il fascismo ottiene la maggioranza dei voti. Io, andando a cercare così un po' sui giornali dell'epoca che ancora riportavano alcuni dati, di fatto anche nelle nostre terre le elezioni avvengono nella più completa illegalità, per cui i partiti non possono presentare nei seggi elettorali i rappresentanti di lista, cioè quelli che avrebbero dovuto controllare la regolarità del voto, oppure laddove li presentano se li vedono cacciare al momento dello spoglio. Il partito dà chiare disposizioni ai vari podestà o ai vari sindaci o ai vari commissari prefettizi di nominare presidenti di seggio diciamo fascisti di provata fede, quindi diciamo il presidente di seggio doveva essere necessariamente un fascista. In alcuni casi a Mariano, a Fogliano, i rappresentanti di lista vengono allontanati dal seggio al momento dello spoglio, alcuni vengono picchiati, altri vengono minacciati di essere bastonati. In alcune zone con la collaborazione dei dipendenti comunali vengono forniti certificati elettorali intestati a morti, per cui praticamente queste elezioni avvengono nella più ampia illegalità possibile. Però i risultati sono chiari, il partito fascista riesce il listone fascista, ecco, più che il partito, perché c'erano anche altri esponenti, il listone fascista riesce ad ottenere la maggioranza dei voti e soprattutto i 2/3 dei parlamentari, e quindi in questo modo Mussolini può diciamo governare senza dover contrattare con gli altri raggruppamenti, con gli altri partiti in Parlamento. Quindi in pratica a partire dal 24 il partito fascista ha il controllo del governo, ha il controllo del Parlamento, e c'è da sottolineare il fatto che Mussolini di fatto non darà le dimissioni per formare un nuovo governo, ma rimarrà in carica e quindi invece sostituirà gradualmente i ministri che non gli andavano bene, quindi i ministri che non erano fascisti, di cui non aveva fiducia. Eccolo, questa è la scheda, si vede? La scheda elettorale del 29. Allora, questa scheda, ecco perché il voto nel 29 era così abbastanza scontato, quando si votava per il sì e per il no. Quindi la scheda per il sì era tricolore, mentre la scheda per il no era gialla. Il cittadino quindi doveva scegliere una scheda che diciamo era visibilmente diversa a seconda che votasse sì o che votasse no. Era chiaro che con questo sistema si poteva
controllare il voto di ciascuno. Infatti vedremo magari più avanti che i favorevoli saranno il 98% nel 29 e addirittura il 99% nel 34. Questa è sempre erano le schede per il sì e per il no del 34. Eccolo qua, la scheda per il sì sempre tricolore, quella per il no questa volta era grigia. Il famoso foglio d'ordini. Questo è il foglio d'ordini che dà, in cui il Gran Consiglio del Fascismo approva acclamandola la lista dei deputati designati per la votazione del Collegio Unico Nazionale del 34. Quindi è diciamo l'informazione che il Gran Consiglio del Fascismo ha approvato la lista dei deputati che devono essere eletti nel 34. E questo è, ne parleremo ancora in seguito, sono i risultati elettorali, per cui gli iscritti elettori sono 10.500.000, votano 10.061.000, i favorevoli, quindi quelli che votano per il sì, sono 10.045.000, i contrari sono 15.000, quindi la percentuale del 99% favorevoli. Ecco, interessante questa foto, qui siamo a Roma, Palazzo Braschi, e diciamo il palazzo viene utilizzato per propagandare il sì, insomma, no? Quindi ecco Mussolini che invita gli elettori a votare per il sì. Ed è interessante perché lo stesso palazzo, eccolo, questa è l'elezione del 34, quella di prima, questa era quella del 29, quindi 29 e 34. C'è sempre la propaganda elettorale per invitare il cittadino a votare per il sì. Questa è la riunione che viene fatta appunto il 24 maggio del 39, quando si insedia il nuovo Parlamento. Io non vi ho detto, ma ne parleremo in seguito, che non si chiamerà più Parlamento, ma si chiamerà Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Cioè viene nominata la Camera dei Fasci che sostituisce il Parlamento, e a questa riunione partecipa appunto il re. Eccolo qui che è nel Parlamento, il re con a fianco il figlio Umberto, quello che diventerà re per pochi mesi. Ed ecco, questa è anche una foto interessante perché questi sono i deputati della Camera delle Corporazioni, quindi del nuovo Parlamento. E se notate sono tutti in divisa, quindi tutti vanno alla riunione, alla prima riunione del partito, del Parlamento, tutti inquadrati ed in divisa, proprio appunto perché portano la divisa del partito che spettava loro in quanto, diciamo, dirigenti nazionali del partito o delle varie corporazioni. Questo è Giacomo Acerbo, quindi quello che farà la legge del 24, che proporrà la legge del 24, no? Quello. Ecco, mentre questa è la scheda nuova che prevedeva la presenza di più liste di partito. Siamo nel 24, i partiti non fanno attività politica, ma sono ancora legali, per cui si possono presentare. E questa deve essere diciamo una lista votata per il Partito Popolare e con i voti di preferenza. Come vedete si potevano mettere fino a 3 voti di preferenza. E questi sono i risultati. Quindi la lista del Partito Nazionale Fascista ottiene il 64% dei voti. E il secondo partito è il Partito Popolare, che allora aveva come segretario De Gasperi, che avrà il 9% dei voti. Il terzo partito è quello, il socialista di Giacomo Matteotti, che avrà poco meno del 6% dei voti. E quindi ecco che i seggi, il listone fascista avrà 374 seggi su 535, quindi la maggioranza assoluta
del Parlamento. Questo è schematicamente il Parlamento. 535 seggi sono quelli neri che rappresentano la maggioranza schiacciante di cui potrà disporre in Parlamento Mussolini a partire dal 1934. Io mi fermo qui.